È stato importante essere qui a Padova ed è importante soprattutto la denuncia che questa piazza vuole alzare in modo molto forte. Secondo l'ultimo drammatico aggiornamento dei sindacati, quest'anno i morti sul lavoro in Veneto sono saliti a 33, una situazione inaccettabile contro la quale migliaia di lavoratori provenienti da tutta la regione hanno manifestato a Padova. L'incidente ad Acciaierie Venete ha acceso i riflettori su un problema sul quale i manifestanti chiedono non si abbassi mai l'attenzione. Soltanto dopo che 4 operai sono stati bruciati questa cosa ha bucato il discorso pubblico, il dibattito politico. Noi oggi siamo in piazza anche per questo. La richiesta è di attivare un insieme di azioni che rendano il lavoro più sicuro. Bisogna rafforzare gli SPISAL, più controlli alle aziende perché convocano i tavoli con i responsabili della sicurezza dei lavoratori, gli RLS, per affrontare i problemi e per evitare infortuni. Devo dire che Zaia si è reso disponibile, ha convocato un tavolo delle associazioni e delle organizzazioni sindacali, noi abbiamo presentato un documento unitario CGIL CIL-UIL, il Presidente ha dato alle tra virgolette controparti, cioè le associazioni, che entro lunedì dovranno dare una risposta negativa o positiva al nostro documento.